Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un detto popolare che vi farà riflettere un po'. Si tratta di questo. È un detto popolare che mette in evidenza il concetto che nelle transazioni commerciali, dove l'interesse economico è predominante, non si possono stabilire relazioni di vera amicizia o parentela. Suggerisce che, quando si tratta di affari, le persone agiscono principalmente per il proprio tornaconto e non per legami affettivi o di parentela. Questo proverbio riflette una certa diffidenza nei confronti delle relazioni basate principalmente sull'interesse finanziario e sottolinea l'importanza di mantenere separati gli affari dalle relazioni personali più profonde. Il concetto suggerisce che le transazioni commerciali possono mettere alla prova la lealtà e la fiducia tra amici o parenti. Quando si tratta di denaro o beni materiali, le persone potrebbero essere portate a mettere da parte i legami affettivi o a trarne vantaggio per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Separazione tra sfera personale e economica. Il proverbio indica la necessità di separare chiaramente la sfera personale da quella economica. Suggerisce che le relazioni basate su affetto, fiducia e sostegno reciproco non dovrebbero essere mescolate con interessi commerciali, al fine di evitare conflitti o delusioni. L'idea di non avere né amici né parenti nelle transazioni commerciali suggerisce che il rapporto tra acquirente e venditore è spesso impersonale e basato unicamente sull'interesse economico. Questo può portare a un'assenza di connessione umana e di empatia nelle interazioni commerciali. Il proverbio sottolinea anche che, nel contesto delle transazioni economiche, l'interesse individuale è predominante rispetto alla reciproca preoccupazione o alla condivisione di sentimenti tra persone. In sintesi, il proverbio riflette una visione della realtà in cui le transazioni commerciali e i legami personali sono considerati due sfere separate, dove l'interesse individuale e il profitto possono prevalere sulle relazioni umane sincere e durature. Quindi questo detto mette in evidenza che, quando si tratta di affari, le persone agiscono principalmente per il proprio tornaconto e non per legami affettivi o di parentela. Il video finisce qui, spero ti sia piaciuto. Lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Grazie.